Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha lasciato tutti i tifosi appassionati del nostro amato Napoli massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul Club del Cuore, portandovi sempre le informazioni più recenti e rilevanti direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è quello di tenervi sempre aggiornati su tutto ciò che può cambiare il corso della stagione. Quindi approfittatene subito per lasciare un like al video e iscrivervi al canale, perché ci sono grandi novità in arrivo. Il nome che torna al centro dell'attenzione è quello di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è stato un vero protagonista del terzo scudetto del Napoli insieme a Luciano Spalletti, firmando un'era storica per il club. Tuttavia, ciò che era iniziato come una storia d'amore con la tifoseria si è trasformato in un ricordo agrodolce. Negli ultimi anni, il suo legame con i napoletani si è deteriorato e il modo in cui ha lasciato la squadra non è stato ben accolto. Molti altri campioni hanno lasciato Napoli, come Lavezzi, Cavani e Hamšík, ma ancora oggi restano nel cuore dei tifosi. Con Osimhen, però, la situazione è diversa. Il sentimento di delusione si mescola ai ricordi dei trionfi, creando una ferita aperta nell'orgoglio dei napoletani. E la grande domanda è, perché, pur essendo uno dei migliori bomber della Serie A, Osimhen non ha ricevuto offerte dai grandi club internazionali? L'alto costo del trasferimento potrebbe essere una giustificazione, ma è ben lontano dall'essere l'unica. Basta guardare i movimenti recenti di mercato. Il Liverpool ha pagato 95 milioni per Ekitike. Il Manchester United ha speso più di 85 milioni per Sesko. L'Arsenal ha investito 72 milioni su Gyökeres e il Chelsea ha preso João Pedro per 64 milioni. Tutte queste cifre dimostrano che i soldi non sono stati un problema per le big d'Europa. Eppure, quando si è trattato di Osimhen, non c'è stata la corsa attesa per il suo cartellino. Il Napoli, così come Aurelio De Laurentiis, aspettava un'asta milionaria. Ma la realtà è stata un silenzio assordante, che ha lasciato il club sotto shock e i tifosi con ancora più dubbi su ciò che è realmente accaduto dietro le quinte. E voi, tifosi del Napoli? Credete che Osimhen sia stato ingiustamente ignorato dal mercato o la sua uscita rifletta scelte e problemi personali che hanno allontanato i grandi club europei? Lasciate la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di mandare un super thanks per rafforzare ancora di più la nostra comunità azzurra.